C'era una volta, a Roma, un soldato di nome Romano. Egli serviva sotto l'imperatore Valeriano e un giorno fu testimone di un evento che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Romano assistette al martirio di un uomo chiamato Lorenzo. Questo Lorenzo, un cristiano devoto, stava subendo terribili tormenti, ma nonostante tutto rimaneva fedele al suo Dio. Mentre il fuoco bruciava e il dolore lo straziava, Lorenzo continuava a ringraziare il Signore per l'opportunità di soffrire per la sua fede. Accanto a Lorenzo c'era un giovane bellissimo, un'apparizione celestiale, che con dolcezza gli asciugava il sudore dalla fronte. Romano, osservando questa scena, fu profondamente colpito dalla fede incrollabile di Lorenzo. Non riusciva a comprendere come fosse possibile una tale devozione e amore anche di fronte a un dolore così atroce. Era come se una luce divina illuminasse Lorenzo in mezzo alle fiamme. Durante una breve pausa del martirio, Romano prese coraggio e si avvicinò a Lorenzo. Con una brocca d'acqua tra le mani, Romano offrì un sollievo al martire sofferente. Con voce tremante e il cuore pieno di emozione, Romano chiese a Lorenzo di essere battezzato. Lorenzo, con un sorriso di comprensione, lo accolse tra le braccia e lo battezzò lì, in quel luogo di tormento, con l'acqua della brocca. Ma l'osservazione non sfuggì al procuratore Decio, che subito informò l'imperatore Valeriano. Quest'ultimo, furibondo per l'accaduto, ordinò che Romano fosse arrestato. Davanti al giudice, Romano dichiarò con voce forte e chiara: «Io sono cristiano». Non c'era paura nei suoi occhi, solo una profonda pace. L'imperatore, pieno di rabbia, comandò che Romano fosse decapitato. E così il giovane Romano, appena convertito alla nuova fede, incontrò la morte con serenità. Non era spaventato, perché sapeva che sarebbe stato accolto tra le braccia del suo nuovo Signore. Le sue reliquie, oggi, riposano nella Basilica di San Lorenzo al Verano, un luogo di pace e di fede. Questo è il racconto di Romano, un soldato che trovò la luce della fede nel mezzo delle tenebre del tormento. Un esempio di come l'amore e la devozione possono trasformare anche i cuori più duri. La storia di Romano continua a vivere nei cuori di chi crede come una luce che non si spegne mai. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.